Oggi è il giorno di San Gerardo. Il nome Gerardo ha origine tedesca e significa forte nel lanciare il dardo. Il 24 settembre è la giornata mondiale dei fiumi. Ricorrenza istituita nel 2005 è volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi quali la gestione dei corsi d'acqua in tutto il mondo. Solo il 40% delle acque è in buono stato ecologico, mentre il restante 60% è chimicamente inquinato da sversamenti illeciti di pesticidi, antibiotici, microplastiche e sostanze varie. L'iniziativa di mobilitazione si è diffusa in oltre 100 paesi che celebrano i fiumi, punto cardine dello sviluppo della civiltà, a partire dai primi insediamenti sulle loro rive. La gente quella sera del 1958 era andata ad ascoltare Natalino Otto e Flo Sandons. Nessuno poteva immaginare che sul palco della sala da ballo cremonese, in occasione della sagra di Rivarolo del Re, avrebbero conosciuto un talento assoluto. Quello fu il debutto di Mina, che per la prima volta quella sera si esibiva in pubblico insieme al gruppo degli Happy Boys. Aveva solo 18 anni. Buongiorno ai 12. Oggi la giornata inizia con tutta una serie di equilibri planetari che sembrano riportare un po' per tutto lo zodiaco una certa armonia, anche se la Luna vuole correre in braccio a Marte, volendola inseguire in Scorpione, tutto il resto dello zodiaco sembra vivere un momento di assestamento. Ariete, l'assestamento sì c'è per voi ed è trasformativo peraltro, proprio perché nuove configurazioni vi obbligheranno a concentrarvi su qualcosa che sposta i vostri pensieri. Ancora c'è qualcosa da chiarire in amore. Toro, la vostra giornata oggi è veramente molto scorrevole, avete l'appoggio di Venere, Saturno vi strizza l'occhio e Giove è ancora dalla vostra parte. Per voi stanno cominciando dei nuovi percorsi, molto probabilmente riuscirete a stravolgere la vostra realtà, ma questa volta senza essere pressati da esigenze a cui non riuscite a stare dietro, tutto sembra in ordine. Gemelli, siete uno dei segni più fortunati dello zodiaco per adesso, proprio perché il vostro Urano vi sta facendo fare il pieno di sorprese, di imprevisti, di cose che vi lasciano a bocca aperta, ma di cose che riuscite a fare con grande successo e che soprattutto vi pongono di nuovo al centro dell'attenzione. Cancro, una giornata oggi che sembra fare pace anche a Luna e Giove che litigano per quel senso di possesso molto forte, perché vorrebbero di più, vorrebbero soluzionare alcune cose, ma la dolcezza di Venere vi ricorda che oggi è una giornata più adatta a mediare, quindi riuscirete a mettere da parte anche il vostro nervosismo. Leone, per voi invece è una giornata piena di stimoli. Marte ora si è trasformato in un nemico e sta pungolandovi in quadratura proprio dalla quarta casa. Vi potrà stressare oggi qualche impegno domestico casalingo, qualche impegno di troppo, qualche impegno che avreste voluto proprio evitare, ma riuscirete come al solito in serata a gioire di voi stessi, perché riuscirete a fare tutto in maniera efficace e vincente. Vergine, giornata oggi che vede Venere avere un maggiore margine, anche se Urano la rende un po' elettrica e volitiva e vorrebbe qualcosa di più, gli altri pianeti invece la rendono assolutamente più sicura e diretta. Oggi si parla anche di economia, per cui buone notizie per voi su questo fronte. Bilancia, con un sole che parla a tutto il planetario partendo dai vostri gradi, vi sarà più semplice oggi fare delle riunioni, accordarvi con dei referenti, anche a chiarire con il partner qualcosa di importante. Oggi è la giornata adatta per dare delle direttive che verranno sempre elegantemente proposte da voi e verranno eseguite
assolutamente secondo il vostro volere. Scorpione, oggi la giornata è una giornata che vede Marte alle prese con Giove, un Giove che vuole sempre di più. Quando questi due pianeti si attaccano c'è sempre una voglia di fare di più, di esagerare forse. Cercate di non esagerare troppo nei confronti del partner perché rischiate di essere veramente oppressivi. Sagittario, e beh, voi vi contenete un po' meno ultimamente proprio perché il vostro pianeta Giove è stimolato da Marte che lo rende molto irrequieto. Attenzione cari Sagittario, prima di fare dei colpi di testa pensateci bene. Capricorno, la vostra giornata oggi è una giornata che vede il forte Marte darvi manforte ed è proprio il pianeta che si esalta nei vostri gradi, quindi rinvigoriti di energia, desiderosi di fare sport e di superare le difficoltà. Acquario, una giornata oggi molto proficua, anche se Marte vi stressa parecchio, soprattutto perché una passione cocente vi pervade. Non è da voi in genere, eppure vi state abbandonando e anche con grande successo e contento da parte vostra. In tutto ciò oggi una bella gratifica lavorativa vi risolleva l'umore. Pesci, una giornata oggi molto interessante, visto che Marte acquatico comincia di nuovo a muovere i figli della passione nei vostri animi, nei vostri cuori. Voi siete il segno della dolcezza, ma è vero pure che siete capaci di grandi passioni, a volte anche molto complicate. In gara c'erano Capelli turchini, La bella Topolina, Girotondo dei fumetti e Lettera Pinocchio. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta alla Rai Lo Zecchino d'Oro, presentato da Mago Zurlì, ovvero Cino Tortorella, al Teatro dell'Arte di Milano. Fu l'esordio della più famosa competizione canora per bambini in Italia. Era destino che andasse così. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Quello che per noi è scritto nel destino predestinato in inglese si traduce con on the cards, letteralmente sulle carte, facendo anche in questo caso riferimento a qualcosa di mistico e quasi divino già previsto per ognuno di noi. Lina Bruna Rasa debutta a 18 anni al Politeama di Genova nel Mefistofele di Boito. Toscanini la vede e decide di prenderla subito con sé. Ha inizio il suo successo. Poi incontra Mascagni, che la consacrerà nel ruolo di Santuzza nella sua cavalleria rusticana. Ma come spesso accade, al successo segue il declino. Cominciano infatti i primi segni di una sofferenza psichica destinata ad aggravarsi. Fuori dalla scena Lina è un'altra, apatica, taciturna e presto si vocifera di un suo tentato suicidio. L'ultima sua cavalleria è del 1942, dopo seguono 36 anni di ricovero in ospedale psichiatrico. La grande interprete soccombe alla malattia più melodrammatica di tutte, la follia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Mi interessa molto il futuro, è lì che passerò il resto della mia vita. Quindi costruite ogni giorno qualcosa di cui possiate essere fieri fra qualche mese o qualche anno. Per il futuro prossimo ci penso io. Ci vediamo domani alla stessa ora per una nuova puntata dell'Almanacco. Non mancate. Vi auguro una buona giornata.